Ciao amici, benvenuti al 67esimo episodio della saga veneziana. Cerchiamo di procedere con velocità, in modo da, insomma, portarci al momento in cui potremo siglare la pace con gli ottomani. Speriamo che la Spagna faccia pace, appunto. E noi li seguiremo a ruota. Qui dobbiamo far fuori alcuni ribelli. Possiamo già anche... Non siamo rapidissimi qua. Ok, abbiamo colonizzato il Camerun. Camerun. Se riusciamo a selezionare un po' più rapidamente. Ok, potevo mandarli prima in effetti. Adesso senza dover temere che ci fossero rivolte. Pure insomma, sono tutti... Questi ottomani sono schiacciati dalla nostra superpotenza. È morto il re. Però hanno sempre una successione più che mai sicura. Per sicurezza... Boh. Hanno un erede? Sì. Abbiamo un debito. Ah, non me ne ero accorto. Non uno, ne abbiamo tre. Non mi ricordavo più io. Ma... Cosa facciamo? Ah sì, li avevamo fatti perché c'era stato un evento terrificante, se non sbaglio. Allora, ma diciamo che per prima cosa comunque noi vogliamo rinnovare il matrimonio con la Francia. È morto il re, quindi sarebbe finita anche la scomunica, immagino. Ui, eccola. Allora, ci hanno fatto loro la richiesta di matrimonio, grazie francesi. Però c'è stata una rivolta che non voleva, due rivolte, vabbè, 1000 rivolte, ma non ci importa più di tanto perché noi possiamo sconfiggere tutti i rivoltosi con grande facilità. E quindi che ci importa? Allora, il diplomatico è tornato, lo rimandiamo da dove è venuto. Tibet ha dovuto cedere le province a sti cinesi come al solito. No, Shan, che cavoli è? Non lo so. Ok. Stiamo continuando. Io direi di... No, ma qui ci sono... L'assedio è gestito dagli inglesi, non aiutate gli inglesi. Ecco, questa è la ragione per cui... avrei preferito fare la guerra dopo la pace degli inglesi, però... Vabbè. Pure Sinope. Non gli è rimasto niente. No, è troppo fantastico vederli così alle prese. Boom! Facciamo fuori un po' di ribelli, dai. Bravi. Ok, abbiamo occupato pure questi, non me ne ero accorto. A questo punto andiamocene qua. Qui non c'è più nessuno. Direi che abbiamo occupato pressoché tutto. Questi hanno reclutato l'esercito sulle isole, ma non potranno far niente. Vediamo, qui siamo arrivati in Camerun. Ok, ci arriviamo. Naturalmente c'è stata la ribellione, ma è andato tutto bene come previsto. Ecco, brava, Svezia dichiara guerra allo Stato e alla Chiesa. Non sono solo io il pazzo, eh? Se non esisterà più, tanto meglio.
Ok. Oh, il Marocco mi ha aiutato, grazie Marocco. Ok. Tutto a posto. Dovremmo anche fare pretese qua, ma... cioè, con calma. Possiamo farlo con calma. Allora, qui come va? Siamo all'80%. Beh, siamo avanti. Qui non si riesce a migliorare molto rapidamente, invece. Le relazioni, vediamo. Di 2, dai. Devo andare peggio. Ah, ci hanno fottuto 3 cardinali in un giorno. Ma che fantastico. Abbiamo speso tutta l'influenza che avevamo per fare ciò. Dovrei ridichiarare guerra agli inglesi per toglierli dal... Cavoli, sbarcando una sola unità, questi qua riusciranno a conquistare una provincia, perché, guardate, stanno stravincendo. E le nostre navi li aiutano pure, ma... pessima idea. Non farebbero niente senza l'esercito. Vediamo se... magari dicendo ai miei alleati di seguirmi. No. Ancora una rivolta in Camerun. Vabbè. Andiamo avanti qua. Ma possiamo anche portare la velocità a 3, io credo. Ok, abbiamo cambiato pure la cultura in una provincia. Se questi spagnoli facessero pace, io preferirei, ma naturalmente non la vogliono fare perché capiscono che non gli conviene. Non posso... ah, non le ho ancora fatte integrare. Vorrei adesso far pace pure io, perché non ha più senso continuare queste pretese. Io direi di richiamare questo diplomatico. Cioè, ho capito che è divertente distruggere gli ottomani, però... vabbè, distruggiamoli del tutto. Magari potremmo fare una seconda guerra contro questi. Però non abbiamo ancora abbastanza pretese. Ci dobbiamo fabbricarne un sacco di pretese. Allora, Mozambico l'abbiamo già fatto, vero? La capitale è questa. Questa abbiamo fatto. Mombasa abbiamo fatto. Malindi, facciamo Malindi. Ci vogliamo prendere tutta la costa. Siamo malefici, bene. Commonwealth, con chi sei in guerra? No, con nessuno, vabbè. Ti diamo l'accesso, certo. Ecco, non dimentichiamocene. Possiamo finalmente passare alle tecnologie più avanzate. Che fantastico, ci arricchiamo anche un sacco. E direi anche di prendere questa tecnologia. Possiamo costruire pure un arsenale. A Venezia sarebbe il caso di costruirlo. Dov'è l'arsenale? Ah, è qua. Beh, questo è forse più utile in Tirolo in realtà. Perché io a Venezia magari punterei su edifici commerciali. Dato che non si possono sviluppare... cioè, si può scegliere solo una categoria per gli edifici speciali. Potremmo costruire anche diversi... altri... Local Trade Power. E non serve il Local Trade Power. Questo è inutile, a dire il vero. È il trade value che è importante, ma... no, quindi no, questi edifici sono completamente inutili perché ci danno trade power, ma noi a Venezia abbiamo già talmente tanto trade power che aumentarlo ulteriormente non ci servirebbe. Basterebbe più che altro conquistare qualche provincia, non c'è altro da fare. E quindi forse punteremo per quelle economiche che danno più tasse e più guadagni.
Ah, arsenale navale, ecco cosa potrebbe essere. Potremmo invece fare questi, che se è più storicamente adeguato. Questo diminuisce anche il costo delle navi locali. Vabbè, comunque, per prima cosa, prendiamo queste idee. Io direi di prenderle davvero queste. Ne abbiamo parlato per un bel po' di tempo. Ci sono anche altre idee interessanti, quelle di commercio, quelle navali, come ben sapete. Quasi quasi all'ultimo secondo cambio idea. Sapete, non sono male neanche quelle navali. E quelle di commercio soprattutto, forse si adeguerebbero alla nostra situazione. Però io pensavo di fare prima quelle amministrative, facciamole. E le prossime saranno quelle di commercio. Queste ci riducono il costo ai mercenari, che non ce ne frega un cavolo proprio. Perché non abbiamo più un mercenario, il nostro obiettivo è di non averne più per tutta la vita. Ecco, in questo modo ho fatto una stupidaggine perché non potremmo integrare province per un po'. Vabbè che non dobbiamo a quanto pare far pace subito. Gli Aztechi cosa ci danno? No, ma che due province? Io vi voglio conquistare completamente. Però il prossimo, cioè, sarà fantastico il prossimo. E la ragione, tutto il resto non ce ne frega niente. Questo invece, questo è ridicolo. Riduce il costo di togliere l'inflazione del 10%, cioè almeno lo riducesse del 25, del 50, del 10. Terrificante. Mantenimento della flotta costa un bel po', però credo che ci dia più guadagni dei costi. Dovremmo commerciare in te per ridurre fortemente i nostri costi, perché riduce il costo dei consiglieri il tè, non si sa perché, ma è così. Ok, non passiamo da Costantinopoli, però ci converrebbe... Qual era l'obiettivo del... Ah no, le battaglie. Le abbiamo vinte tutte. Fantastico. No, no, non è vero, non le abbiamo vinte tutte. Ah, non ce le dice tutte. Abbiamo però un sacco di conquiste. Quello fa la differenza. Vabbè, andiamo avanti. Algeri naturalmente offrirebbe le province che vogliamo, ma... A sto punto portiamo... Ah, non c'è bisogno, non c'è bisogno di tutto questo scomodamento. Possiamo fare quello che vogliamo sostanzialmente. Tanto abbiamo i nostri alleati che ci pensano. Dovremmo anche reclutare altre armate. Io direi però di risparmiare denaro per togliere i debiti adesso. E anche per fare l'università. Cosa ci darebbero? Monastir? Come no? Ok, abbiamo preso pure Adana, tanto per... Genovesi, ci aiutereste? No, che genovesi? Siete trevi... Non so come si chiamano gli abitanti treviri. Treviresi. Boh. Aie. Ma scusate, ma perché invece gli spagnoli non hanno questi problemi? Allora possono fare guerre infinite, no? Siamo solo noi che non possiamo. Vabbè. Ok, abbiamo pure... Sarebbe il momento perfetto per far pace, ma... Ma possiamo anche... Sì, si può scomunicare comunque la Francia. La Boemia. Abbiamo già migliorato perfettamente le relazioni. Con loro le stiamo... No, non le stiamo migliorando, quindi le miglioriamo. Vabbè. Hanno fatto un po' una brutta fine, c'è da dire. La Sassonia che se li è mangiati un po'. Erano buoni, Sassonia. Possiamo anche convertire queste province a questo punto. Iniziare la conversione, che sarà anche abbastanza rapida.
Non so se far fuori contadini qua, ma non è così importante a dire il vero. Quando è che passano noi questi... Accidenti. Ci vuole sempre più tempo del previsto. Allora, questo... Cosa ne facciamo di quello? Dovremmo far pace, ma... Non voglio lasciare proprio la strada libera agli spagnoli, ma si vede che loro... Cioè, da quant'è che è iniziata sta guerra, per curiosità? Si può sapere? Allora, la guerra... le nostre guerre si notano per la grandissima coalizione che chiamiamo sempre. Conquista di Orano, non si sa. Ma andiamo magari nella storia della provincia. Dov'è? Ecco, la storia della provincia. Quando è che è stata occupata? 3 anni fa. Secondo me tra poco farà pace la Spagna, perché non potrà neanche lei continuare la guerra all'infinito, forse? O forse sì. Boh. Aspettiamo qualche mese. Qui abbiamo una bellissima armata, però non è esattamente ben bilanciata. Però abbastanza. In realtà può starci questo bilanciamento. Ci andrebbero magari 2 reggimenti di fanteria. Cioè di cavalleria. Allora, io continuo a migliorare le relazioni con la Sassonia per ora. Mi vogliono tutti bene. Si vede che sentono minacciati. Come la religione. Cavolo, l'Ungheria protestante non si era mai vista. Desiderio di pace. Ecco, come si poteva immaginare, però io me lo riprendo subito. Boh. Non vogliono davvero cedere. Questi sono terribili. Ah, non possiamo ancora? Come mai? Ah, l'interesse. Vogliono un rimpiazzo. Glielo diamo. Hanno già avuto successo a Costantinopoli. Ma io direi che tra un mese dobbiamo far pace perché... Ah no, hanno cambiato idea. Vanno a Burgas. No, Burgas! Burgas serve a me. Vabbè, me la annetterò. Me ne preoccuperò quando l'ho annessa. Tripoli. Vabbè, ok, però se la passa male. I mamelucchi. Ok. Forse sono loro quelli che vale di più la pena di vassalizzare. Io pensavo... Boh, non lo so, non penso, ma io non penserei. Perché qui non ci sono gli spagnoli che ci vogliono sconvolgere i piani da un giorno all'altro. Al massimo gli dichiarerò poi guerra agli spagnoli, dico io. Se sono così pericolosi. Vabbè che... Guardate che razzi di esaurimenti di guerra che c'hanno. No, non la fanno pace questi qua. Quanto esaurimenti di guerra abbiamo? 2. E la nostra sovraestensione sta per diminuire. Dovremmo far pace adesso. Però d'altronde
è anche normale aspettare. Allora, vediamo un po' cosa sta succedendo qua. Andiamo pure avanti, stiamo occupando tutto, però questi ci continuano a fregare. Io li conquisterei tutti, come vi dicevo, quindi aspettiamo di aver tutto il territorio azteco e poi... Se solo... Vabbè, gli inglesi si prenderanno una provincia, non è così grave. Ecco, gli abbiamo investito quanto? 400 e muore. Vabbè, siamo sempre abbastanza fortunati, come ben capite, con la questione cardinali. Abbiamo 1000 cardinali, non entra mai uno in curia. Ok, Belize. Robe poco importanti. Allora, io direi di proseguire invece la colonizzazione. Andiamo qua, questa volta. Abbiamo quindi una colonia in meno per un po' di tempo. Però le altre sono poco sviluppate. Cioè, ormai non è che possono andare molto lontani gli altri. Io direi che dobbiamo cercare di prendere gli Inca prima dei francesi e questa parte di costa. Quindi dopo l'Africa... portoghesi. Che combinate. Ecco, questo lo sapevo che c'era da aver paura dei portoghesi. Quindi dobbiamo arrivare fino a qua, sostanzialmente, prima di poter rimuovere le nostre preoccupazioni nei confronti dei portoghesi. Vanno lontani sti portoghesi. Ok, è diventato insopportabile il rischio rivolta. Cioè il rischio, l'aumento di questi parametri. Vabbè, facciamo pace. Oh, gli spagnoli hanno preso Cipro. Mamma, colonial disaster. No! Cos'è peggio? 50 o 200? Costa il grano dov'è? Ti prego, resisti a questa cosa perché... Penso che spenderò i 50 e questa è la costa del grano. Si può cavarsela comunque, però è il lavoro di 3 anni, voglio dire. 50. Beh, siamo avanzati, abbiamo detto, no? In questo settore. Quindi non risparmieremo. Ogni sforzo sarà insomma fatto per evitare questo disastro, però molti coloni sono morti. Quindi non si può evitare il disastro. Cercheremo solo di mandarne di nuovi, non lo so. Potremmo persino perdere la colonia. In realtà non la perdiamo, ma... Ok, usiamo questi punti diplomatici perché abbiamo visto che siamo molto avanzati. Non abbiamo idee diplomatiche al momento, quindi possiamo spenderli. Ok, abbiamo fatto fuori di nuovo i ribelli. Quindi anche in Aztechia ci sono ribelli. Allora, iniziamo a ripagare questi debiti. Ne rimane uno. Allora, e anche il diplomatico, quindi lo usiamo a sto punto il diplomatico. Ahimè, io avrei preferito non doverlo usare. Allora, non ci importa il tuo trattato. Ok, vediamo chi se la prende. Nessuno. Insomma, avremo strada libera. Abbiamo anche conseguito l'obiettivo. Tlemcen oppure stabilire l'Italia nell'isola delle Spezie. Nelle isole delle Spezie. Questo mi interessa molto. Che obiettivo dà? Cioè che... Però ci dà prestigio. No, allora creiamo le pretese.
Possibilmente prima che la Spagna faccia qualcosa. Le isole, aspetta, ci sarà modo di... Questo è Hindu, sono Hindu? Però è un po' difficile arrivarci. Devo trovare il modo. Allora, prima di tutto vediamo la mappa. E questa è la mappa regionale. Sì. Indonesia. C'è scritto dove sono le isole delle Spezie? Io... Beh, è difficile da capire. Comunque, di sicuro ci espanderemo in quella regione. Prima o poi. Vabbè, i portoghesi quindi ci aiutano, grazie. Poi ci potremo anche prendere le vostre... Oh no! Mi ero dimenticato! Ma perché mi dimentico sempre di ste cose? Ma... Quindi voi portoghesi siete ancora qua a rompere? Ah, vabbè, niente così grave. Li faremo fuori. Però eravamo arrivati quasi al 100%. E dobbiamo ripetere tutto a capo per una dimenticanza. Però sapete che è difficile gestire tutto. Allora, vediamo se questo finisce. No, dobbiamo far pace anche con gli ottomani. Congo è in una guerra civile. Cioè... Poveretti. Il momento giusto per attaccarli, insomma. Poveretti, poveretti. Io direi di mandare la flotta qua. No, non lo so. Dovremmo reclutare magari qualcuno qua. No, li dobbiamo reclutare qua. Perché costano meno grazie alle varie costruzioni che abbiamo potuto. E probabilmente ci conviene anche fare queste nuove costruzioni quando avremo i soldi. Spero che non sia troppo tardi. Cioè, quando questo avverrà. Comunque io adesso penso che potrebbero anche lasciare la coalizione, no? Ok, dobbiamo fare pace pure con gli ottomani. Che obiettivo hanno? Scusate, che è troppo comico. Conquistare la Grecia. Sì, ce la farete. Siete sulla strada giusta, se non altro. Allora, dobbiamo prenderci... Quanto ci causa di sovraestensione? 36. Se riusciamo a prendere questo, 84. È un po' troppo. Perché se isolassi Costantinopoli, poi potrei conquistarla nella prossima guerra. Questa espansione qua era utile più che altro. Facciamo così. 68. Vai, avete ancora soldi? Come fate ad avere soldi? Allora. Ma non voglio liberare nessuno, tutto sommato. O mi conviene. Ma costa troppo. 3 bisogni. No, avrebbe senso se volessi vassalizzare qualcuno dopo, ma magari io vassalizzerei molto volentieri i Mamelucchi. Se perdono troppi territori li vassalizzo volentieri. Gli ottomani... Cioè, la Siria... Che pretese ha la Siria? Pretese in questa zona. Beh. Non è malissimo da... vassalizzare, perché è abbastanza grande la Siria. Potrebbe essere interessante, però per il momento forse no, perché se no... Vabbè, posso farlo comunque. Siria. Tanto il potere commerciale. Quanto ne avete? Beh no, in effetti il potere commerciale ne hanno tanto loro. Com'è il nodo? Mi devo essere arricchito ultimamente. Voi cosa dite? Cioè, come commerci? Sì. Però, sì, sarebbe utile il potere commerciale perché
mi fa trasferire tutto da Costantinopoli. Però anche la Siria è un'opzione interessante. Però diciamo così, la potrei fare, ma lo farei magari in un'altra guerra. La Siria. 68. Quanta sovraestensione ho io al momento? Perché se vado troppo... ecco, giusto. Io ridurrei questa, in modo da non spendere molto di questa. Purtroppo solo dalla prossima guerra potremo, insomma, risparmiare denaro. A meno che aspettare, ma... Più che altro, come vedete, siamo messi abbastanza male. 16... 68. 68 è tanto. Sono in una situazione al cavolo. Bene. Allora, non si ridurrà di molto, quindi andrà a 32. 32. 68 fa 100. Proprio 100. Non un po' di meno, non un po' di più. Io direi di aspettare che queste vengano integrate. Giugno. Aspettiamo un mese, va. Questi si ribellano, ma... non ha molta importanza. Allora, giugno, quando è? Ok. Facciamola ora sta pace. Allora, 68. Io preferirei stare un po' sotto 100 perché... Allora, se andiamo a 100... la cosa è un po' problematica. Poi non so se liberare o meno la Siria, che questa è una decisione molto problematica. Però io direi di liberarla dopo la Siria. Non lo so perché ho questa idea, ma... dobbiamo scegliere quali vassalli avere, sostanzialmente. Ora come ora... cioè, Algeri è piccola, quindi... non so se è conveniente averla come vassallo, potrebbe essere meglio. Però il fatto per cui volevo annettere Algeri era che costava il doppio. Cioè in realtà anche più del doppio, cioè va a costare tantissimo rispetto agli altri posti l'integrazione. Quindi poteva aver senso integrarla. La stessa cosa potrebbe valere per Tripoli, però Tripoli ha 8-9 come tasse base, mentre Algeri ha 9, 15, 19, quindi è molto più conveniente. Mentre Tripoli, beh, tutto sommato posso anche annettere. Tanto, cioè, per qualche costa. La stessa cosa si potrebbe fare con... cioè, i Mamelucchi sono fantastici anzi, hanno anche pretese sulla Libia, cioè hanno il core sulla Libia. Se si potessero mai vassalizzare i Mamelucchi è fantastico perché hanno una serie infinita di core, di pretese. Quindi, però, si sono espansi anche qua i Mamelucchi. Però costerebbe tanto, quindi. Mentre la Siria non costerebbe molto. E potrebbe farci integrare comunque. Sono 13, 17, 20, 25, 34, insomma 36, no, c'è anche Sidone, no, l'ho già vista, Sidone. Comunque molte province, gratuitamente, la Siria. Infatti sarebbe ottima. Invece tipo la
Il Piemonte, anche il Piemonte non è male perché il fatto che comunque non posso integrarlo in una, cioè non posso vassalizzarlo con una sola guerra il Piemonte, quindi probabilmente Cuneo la devo integrare, poi rimarrebbero comunque 18 più 7, 25, quindi. E quindi anche il Piemonte poteva essere interessante da vassalizzare, anche perché soprattutto causa meno espansione aggressiva in questa zona, che è proprio il confine con la Francia. Però tutto sommato potrei anche farle tutte queste vassalizzazioni semplicemente, cioè, nel tempo scegliere bene i tempi, no? In modo da non vassalizzarle tutte insieme. Però direi che la cosa prioritaria magari non è la Siria. Però in effetti con loro ho una tregua. Però finirei per averla anche con la Siria. Con loro dovrei fare prima la guerra per Cuneo, quindi finirei per vassalizzarli tutti insieme. No, non lo so. Chi potrei... I Mamelucchi ci vorrà parecchio tempo. Però dai, potremmo pensare di liberare la Siria. Può essere una buona idea. Potremmo anche farlo nella prossima di guerra. Però perché rimandarlo? Se no potremmo invece... No, non possiamo fare nient'altro. Direi che è la cosa più sensata perché avrei voluto prendere le province con cultura greca. Ma adesso non ha senso perché non è più accettata la cultura greca. Sapevo che prima o poi non lo sarebbe più stata, però pensavo di poter postecipare di più con nuove conquiste, no? Invece non si può fare, quindi... Bah, direi che questo è un buon trattato di pace perché mi dice che costa 0. Wow, costo diplomatico 0 perché è parte del... Questo casus belli è fantastico, comunque la guerra santa. Costo 0 di integrazione, cioè diplomatico 0. Però dovrebbe esserci un costo diplomatico in realtà perché se libero la Siria. Comunque direi che la Siria e i Savoia saranno i primi che vassalizzerò. Quindi, dato che Algeri non è certo che succederà poi questa vassalizzazione, ma liberiamo la Siria. Può essere una buona idea. Ok, vassalizziamo la Siria. Cioè la liberiamo per il momento, poi la vassalizzeremo. Non possiamo chiedergli questo però. È una scelta abbastanza... Anche la Georgia. Ah, è solo una provincia. Però anche la Georgia è molto interessante, Più avanti però. Perché guardate quante province aveva. Però sono povere. Il che la rende meno interessante. Come vedete aveva 1, 2, 3, 4, 5 province. Sì, però il totale ci dà 8, 11, 13, 17. Quindi è abbastanza piccola. Quindi non la vassalizzerò, sostanzialmente la annetterò direttamente quando sarà il suo turno. Così anche Genova poteva essere interessante. Però anche Genova non è ricchissima proprio. Tra l'altro non posso vassalizzarla tutta, c'è lo stesso problema. Quindi non la vassalizzerò. Diciamo, sono quelli che vi ho detto, quelli che voglio vassalizzare. Algeri, la Savoia, i Mamelucchi e la Siria. Questi saranno i vassalli che... In realtà la Siria è un po' complessa come cosa, perché... In effetti se riesco a vassalizzare i Mamelucchi potrebbe non essere necessario vassalizzare la Siria. Ma con ogni probabilità sarà difficile vassalizzare i Mamelucchi perché sono troppo espansi. Quindi se, cioè, se gli tolgo i territori della Siria, li do alla Siria, si rimpiccioliscono, poi pian piano magari riesco a vassalizzare pure i Mamelucchi. Ha senso tutto questo ragionamento pazzoide. Ma io direi di non di non farlo per ora. Magari più avanti vediamo come si evolve la situazione. Lo potremmo fare.
Ma per adesso magari si libera pure da sola la Siria. Cioè, dato che comunque abbiamo altri due stati a vassalizzare prima, cioè i Savoia e Algeri. Cioè, abbiamo tempo per la Siria. Quindi gli facciamo cedere un po' di soldi sostanzialmente. Può essere una buona idea i soldi. Quelli sono sempre ottimi. Poi purtroppo rimane un po' di... Eh, no, è il momento giusto perché è l'unico momento in cui magari potremo fare una pace così poco, cioè in cui non abbiamo tanto da annettere perché siamo sovraestesi. Quindi, ok, facciamo sta cavoli di liberazione alla Siria. Adesso siamo a 100 e sono curioso di vedere quello che succederà. Mm. Iniziamo ad annettere questi. Il fatto è che non so... No, non possiamo. Dobbiamo... Vabbè, abbiamo pure finito i punti. Adesso dovremo cercare di arrivare a 400 prima della prossima guerra, magari. In modo da avere quella fantastica idea nazionale e non dover più spendere così tanti punti prossimamente. I Mamelucchi hanno fatto pace con gli Ottomani. Ah, non confinano più in effetti. Ecco, questo lo sapevamo. Era il motivo per cui non volevo dichiarare guerra. Però tutto sommato, magari riusciamo anche a prendercela subito sta provincia. Ok. Il diplomatico è tornato a casa. Wow, siamo ricchissimi, ma... Fantastico, ci stiamo arricchendo ogni giorno di più. Costantinopoli ce la prendiamo presto. E è fantastico prenderci Costantinopoli. Allora, vediamo un po' di usare al meglio. Ma io direi di mandarlo ancora a Genova. E poi, appena questo ha finito, fabbricare nuove pretese. Ok, andiamo subito. Cosa ci fabbrichiamo di bello? Allora, Malindi, Lamu. Andiamo avanti di qua. Esatto. E tra poco, credo la prossima guerra. C'è anche Cuneo da prendere, in effetti. Genova ha lasciato la coalizione. Forse Genova allora. Genova, ma siete geniali voi. Commonwealth, ah, però ha delle buone alleanze, eh? Però Bretagna-Svizzera. La Svizzera ha delle buone alleanze? No. La Svizzera non ha buone alleanze. La Svizzera... Cioè, tra l'altro io volevo prendermi i grigioni. Io quasi quasi la Svizzera. Me la annetterò, me la vassallizzo pure quella. Ah, no, non la vassallizzo. Prendo questa provincia. La prossima guerra la prendo tutta. Vabbè, comunque chiudiamo qui l'episodio. Sarete contenti che Costantinopoli è circondata e quindi penso proprio che nella prossima guerra potremo prenderla. Abbiamo anche impedito all'Ungheria di espandersi ulteriormente. Non credo che nessuno se la sia presa per la nostra conquista degli Ottomani, quindi ancora meglio. I Mamelucchi spero vengano annessi il più possibile dall'Oman, con cui sono in guerra. Ma stanno vincendo solo al 2%? Ah, è l'Etiopia? Ah, l'Etiopia! Grandissimi gli etiopi si stanno mangiando i Mamelucchi.
E insomma, ancora meglio, l'Etiopia si prende i mamelucchi e pian pianino, se riusciamo, il caso sarebbe proprio di vassalizzare pure loro. Alessandria sarebbe molto utile. Vabbè, comunque chiudiamo qui questo lunghissimo episodio. A presto!